L'iniziativa di questo intervento di restauro è un'occasione assolutamente straordinaria per diverse ragioni, innanzitutto per il valore artistico dell'opera, ma è una sfida importante anche proprio dal punto di vista ingegneristico, perché le dimensioni di questo cavallo e la ricomposizione dei diversi frammenti che lo costituiscono fa sì appunto che questo intervento sia un intervento straordinariamente complesso e straordinariamente interessante, una vera e propria sfida. Noi come Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per le province di Verona, Rovigo e Vicenza abbiamo da sempre sostenuto e appoggiato questa iniziativa del Comune, che è stata possibile grazie ai contributi di Intesa San Paolo e di Venice Imperial Fund, ma abbiamo anche come Ministero della Cultura, grazie alla collaborazione del Segretariato regionale per il Veneto, ammesso questo intervento ai contributi ministeriali. Intervento che ha una grande suggestione anche proprio perché questo cavallo giace nei depositi scomposto in tanti frammenti, per cui l'iniziativa di ricomporli è anche un'iniziativa che ha un'innegabile suggestione, no? Nella possibilità di rivedere finalmente ricomposta l'immagine figurativa di questo colossale cavallo alto 4 metri. Una grande sfida ingegneristica, una grande sfida per quanto riguarda l'intervento di restauro che restituirà finalmente questo cavallo ricomposto delle dimensioni assolutamente colossali ai musei civici di Bassano, dove era ospitato fino appunto agli anni 60.